Social network, letteralmente rete sociale. È entrata nella nostra realtà dal momento in cui è stato messo sul mercato il primo computer e la nostra vita cambiò per sempre, trasformando milioni e milioni di persone con il cervello spento e lo schermo acceso, diventando tutti uno stesso agglomerato di pensiero senza spina dorsale. Sembra quasi un paradosso che una cosa chiamata social in realtà ci renda degli asociali, con il cellulare sempre acceso, facendo foto, postando il panino appena mangiato, dicendo la nostra opinione anche se non ci viene richiesta da nessuno, dove la nostra unica aspirazione è diventata cercare di avere più followers ed iscritti. Siamo diventati le cosiddette pedine del sistema. Creiamo profili, creando nuove amicizie, smettendo di parlare con la gente reale e vera. Chiamiamo amici, coloro che neanche conosciamo, che possono essere maniaci, stupratori, persone completamente diverse da quello che dichiarano di essere. Persone che potrebbero anche non esistere per quanto ne sappiamo. Maschere su maschere che ci mettiamo addosso, che con il tempo ci fanno perdere l'identità di noi stessi. D'altronde, nemmeno io sono più sicura di chi sono. E voi?